La pandemia sicuramente, accanto a tanti aspetti negativi, ci ha forse dato degli stimoli per cambiare il nostro modello di vita. L'assessore all'ambiente commenta l'ottima performance conquistata dal capoluogo nella classifica di ecosistema urbano di Legambiente, sesto posto assoluto a livello nazionale, miglior piazzamento in Veneto, seguendo nell'ordine Trento, Mantova, Pordenone, Bolzano e Reggio Emilia. Buone pratiche, miglioramento dell'uso del suolo e della dispersione idrica degli acquedotti, passi in avanti nell'area della mobilità e qui l'emergenza Covid ha certamente impresso un'accelerazione nei processi che ci vedono meno legati all'auto. Quando un dato della raccolta differenziata supera l'80% e ci porta ai primi posti in Italia, significa che oltre alla bellunum e alla disponibilità, alla razionalizzazione della raccolta, c'è anche un comportamento virtuoso. Non siamo al top per le piste ciclabili, ma ci sono margini di miglioramento per i progetti avviati nel 2020 legati alla realizzazione della bicipolitana. L'assessore è fiducioso sull'utilizzo delle risorse europee. Se spese al meglio, afferma Simiele, potranno avere riflessi positivi in tutti i territori e anche nella nostra città. Non solo i dati dell'impatto ambientale, non solo la produzione di polveri sottili o anidride carbonica migliora la nostra vita, ma anche tempi, modi di lavoro, di spostamento, condivisione degli spazi pubblici, socializzazione. Ecco, tutti questi elementi contribuiscono al benessere e alla miglior qualità di vita della nostra città.